Buonasera a tutti e bentornati a Novis. A Gorizia gli chiaccia l'om partiatà cui che ha copato Walter Papalettera, l'om di 41 anni che è stato aggredito in maniera mortale dentro di una rimessa in via Garzarolli a Gorizia Ponte. Da udes primis testimonianci, raccolti da inquirenza, saresti in dosis persone ricerchiadis, duci doi chiapas dentro integrazione. I agenzi delle squadre mobili delle polizie di Stato sono da ora operare sul insieme che è stato ponuto al procuratore di Gorizia. L'uomo chiatat che l'agonizzava in tal dopo di misdì sul tardi era stata lunga soccorsa dal personale del centro di Gevot, ma tutti gli sprovi sono risultati sdibanti. Non è di escludi che l'episodio di violenza poi riconduci a un giro di sostanze stupefacenti. Le cause dal decesso dall'uomo che presentava echimosi e muse, una ferita con lacerazione e contusione sul cernelli e sarà sclarita dall'esame autoptico. Pore pinsir in tal prim dopo di misdì di UE per Gnuf Fugaron che le svampate in tepinate di Bibion in te stesse aree verde colpite in maniere violente des flammi sabide passate. L'allarme alle saltat furpoc prime des dos dopo misdì fondamentali il lavoro fatto dai due elicotteri dai pompiers e il FUC già do semiege a risultare sotto controllo. Non si conoscono anche molis causis che andati il Gnuf l'eschiamente ai arbui il FUC al potere di fatti essi svampate di una combustione presente in tal sottobosco di Doidis, ma non si esclude anche il mot dolos. Impressionati e sconcertati i turisti presenti sulla rasule venite su che di Lignan. Una persona intossiata e una quindicina di animali morti di là dai granchi d'Ams. Del balancio della FUC che le svampate queste mattine a Cittafiera di Martignali, flammis si sono sviluppati in tal da urde, botteghe Zoo Planet. Il fumo ha invaduto il corridore, le attività sdogne e per fortuna i sistemi antifuoco hanno limitato i dams dopo circoscrits dei sguardi dal FUC con 4 squadre di Udine e una di Codroip intervenuti sintune coi sanitari dal centro di Givot e i carabinieri della stazione locale. L'esalazione sono intosseate, il commesso in attività d'ogni dopo chiappati in chiame dai sanitari. Iela de piesane quindicine di animali per plui piccioli roseadorse e uccei che hanno perduto la vita in tal FUC. Tante parti di animali, una trentina, è stata portata in salvo ai pompiers. Il centro commerciale alle restat viert, anche se una parte è stata interdetta per operazioni di messa in sicurezza. Gli causi sono anche in fase di aggiornamento. Giornate CLAF domani per Varzila a Trieste si tenerà di fatti il primo confronto tra la compagnia finlandese e i vertici dalla regione. Intanto il governatore, cui assessore al di sviluppo economico Sergio Bini e al lavoro Alessia Rosolén e il sindic Roberto Di Piazza hanno fatto il ponte della situazione con i sindicati. E intanto Ioibe a este un quarto di misdì CGL e Cisle Will hanno convocato un presidio in Piazza Unità per denunciare una situazione tan difficile a Trieste, che di là di Varzila, a son le crisis flex e principe con 1200 posti a pericolo, più tut l'indotte. Il Covid in queste ultime 24 ore sono saltati fuori 369 news infetti su 2175 tampons fats, 6 persone in terapia intensiva, 289 in altre reparti, 2 decessi, un a Trieste e un a Pordenone. Il personale faceva massaggi terapeutici che sono cencevé titoli, i carabinieri dal Nas di Udine hanno mettuto CG un centro estetico delle zone di Cividate, la titolare è segnalata procure per esercizi abusivi delle professioni mediche. Il sequestro preventivo è stato disponuto dal Tribunale di Udine dopo un controllo dei militari delle armi di lunga ispezione, alle venuto che il personale, dome con le qualifiche di estetista, al faceva non dome massaggi antistress o antietat, ma anche attività riservate sparleccia con i laureati in fisioterapie. Il valore delle strutture dei macchinari sponute sotto sequestri arriva più o manco il 200.000 euro.
Una regione netta con un buon rapporto qualità-presi, un gran patrimonio artistico e culturale e una buona gastronomia. L'80% di cui conosce il Friuli Vignesi Giulia dichiara di voler visitare. Sono le risposte positive che avvengono fuori dal sondaggio di Domoscopica commissionata di promoturismo dal Friuli Vignesi Giulia. I bottoni d'Uliosa sono invece le infrastrutture per arrivare sul territorio e le strutture ricettive. L'assessore al turismo Bini ha avvisato sostanziamenti finanziari che consentirà alle strutture delle 4 stelle in su di poter fare interventi con rimborso al 30% per migliorare l'accetto. Il presidente Fedriga si è detto soddisfatto per i risultati arrivati anche in grazie delle scelte di concentrare tutte sotto dal bolle. Io sono Friuli Venezia Giulia. A Squegni però cresce investimenti dai privati, alla giunta Fedriga. Trie studi in Lignano e Grau sono gli smetis più preseadis, intanto che Gorizia è cresciuto nevore nell'ultimo periodo a livello di notorietà. In complesso la regione è passata da un livello medio-basso a un livello medio-alto di interesse, al pari di Toscane e Sardegne. Il progetto Cantiere Friul ha celebrato il bilancio dai Siei Prince, 5 anni di attività pronta a affrontare un secondo ciclo parte dal plan strategico dall'Università di Udine, che l'ha promettuto il rettore Pinton, aliere anche il presidente del Consiglio regionale Zanin Sintinlu. Qui all'Università di Udine si è discusso di qual è il futuro del Friuli e bisogna dare una mano all'Università che ha col cantiere Friuli fatto una serie di proposte per rilanciare le nostre comunità e le istituzioni, i comuni, hanno di lavorare per far sì che il Friuli torni a essere locomotive di questa regione, perché se lo fa, ducchio quans, non solo il Friuli, i Furlans, ma anche che altri cittadini in questa regione possono avere una speranza di un futuro di progresso e di sviluppo. Ha passato franchi le pandemie con tutti i SOS varianti, se dopo 2 anni di limitazione si è potuto celebrare con amici e parenti il compleanno numero 100 volte. Un compleanno speciale, che è il di Teresa Cois, una delle femminis più longeve di tutti il Friuli Vignesi e Giulia. Teresa è nasciuta e diceva di lui dal 1914 a Porcius, poi 7 anni dopo l'attentato di Sarajevo che l'ha portata alle grandi guerre. Ha celebrato il compleanno dentro le residenze polifunzionali di Chiampei in compagnia dei FIS, vusa quasi 40 anni, de Gnece e de Gneciute bis, con loro anche gli amministratori di Faedis e il personale completo delle cooperative universis che ha in gestione le 2 strutture dal territorio. E alle tutte per usgnot, noi saltano domani, sempre a stesse ore. Grazie per l'attenzione e buone serate. Mandi.